Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura il dolore che sta travolgendo a San Pietro Clarenza i cittadini nel Catanese per la morte di un incidente avvenuto ieri di Marco Cocuzza di 19 anni. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle autorità. Certo è invece che l'impatto violento dell'Honda SH su cui viaggiava la vittima con una Citroen C3 alla cui guida vi era un uomo di 83 anni rimasto ferito non ha lasciato scampo al giovane. Non ce l'ha fatta invece una delle 4 donne aggredite ieri a seguito di un raptus di follia che ha colpito un 45enne all'interno di una palazzina del quartiere Capo di Campo Felice di Roccella. Francesca Chiavetta, questa è la generalità della vittima di 80 anni, si è spenta nel pomeriggio di ieri nel nosocomio dove era stata ricoverata. Disposto il sequestro di 38.000 euro nei confronti della donna denunciata lo scorso agosto per aver truffato un'anziana a Marineo nel Palermitano, le indagini sono scattate a seguito della denuncia della vittima convinta che la donna avrebbe inserito l'amato nipote nel mondo del lavoro. E ci spostiamo nelle Catanesi dove la banda della Spaccata ha fallito l'ennesimo colpo operato nella notte ai danni del supermercato Eurospin di San Nicolò, località di Acicatena. Ha utilizzato 4 grossi mezzi rubati per bloccare le vie di accesso e un bobcat come ariete per asportare la cassaforte. Si cercano i malviventi fuggiti. E in chiusura la buona notizia per oltre 10.000 famiglie siciliane a cui prima di Natale arriverà il pagamento del bonus affitti per il 2021. I dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.